Buonasera, buonasera, che piacere che mi fa incontrarmi di nuovo con te. Non lo vedi che stasera è una sera che mi va di restare con te. E se tu poco poco vuoi stare al mio gioco, qualcosa avverrà. Gira e va, se lava, gira e va, se lava, gira e va, se lava, gira e va, se lava. Buonasera, buonasera, salutarti con un ciao è la cosa più bella che c'è. Te lo leggo scritto in faccia che la pensi come me e ti va di restare con me. E se tu tanto mi vieni più accanto, qualcosa avverrà. Gira e va, se lava, gira e va, se lava, gira e va, se lava, gira e va, se lava. Buonasera, buonasera, che piacere che ci fa incontrarci di nuovo con te. Non lo vedi che stasera è una sera che ci va di restare con te. E se tu poco vuoi stare al mio gioco, qualcosa avverrà. Gira e va, se lava, 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 gira e va, se lava. Buonasera! Ben trovati a tutti! Grazie a questo splendido corpo di ballo che avremo modo di vedere nel corso di questo quarto Daphne and Friends. Quindi facciamoci un applauso per essere arrivati fin qui. Grazie a voi che siete venuti a sostenermi qui in studio e un saluto e un grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa. Un Daphne and Friends molto ricco. Ma prima di cominciare sentiamo se su in regia è tutto a posto. Turco, ci sei? Sempre, allerta sto. Un saluto al nostro Gianni Turco, produttore e regista del Daphne and Friends, nonché di Mille Voci. Sappiate, lo dico subito così non mi dimentico di dirlo, il canale YouTube di Mille Voci va fortissimo, abbiamo visualizzazioni quotidiane pazzesche, da iscrizioni di persone che stanno in tutto il mondo, quindi sto diventando famosa anche all'estero. Diciamocelo, che è una cosa molto carina. Quindi se volete seguirci, seguire il Daphne and Friends e tutti i programmi di Mille Voci, tutti i video di tutti i cantanti che si sono esibiti in tutti questi anni, andate sul canale di Mille Voci, oppure seguite tutte le nostre novità sul sito di Mille Voci, sulle pagine Facebook, cercate Gianni Turco e Gianni Turco lo troverete ovunque. Quindi mi raccomando. Bene, un Daphne and Friends ricco di ospiti e ricco di canzoni e di omaggi. E io vorrei iniziare subito facendovi ascoltare questo brano che abbiamo scelto insieme al Turco per la scorsa edizione di Mille Voci, per fare un omaggio a una grandissima cantante che è arrivata anche a una veneranda età e alla sua età canta veramente ancora divinamente. Ha fatto anche lei la storia della musica leggera nel nostro paese, che è Ornella Vanoni. E questo omaggio a Ornella Vanoni attraverso un brano famosissimo suo che si intitola Una ragione di più. Sai, c'è una ragione di più per dirti che vado via, vado e porto anche con me la tua malinconia.
sei tu quella ragione di più. Mi hai chiesto talmente tanto, io non ho più niente per te e ti amo. Tu non sai quanto amo da morire anche il tuo silenzio che non mi lascia andare via. Vado, ma se mi dici non lasciarmi solo, non so se il cuore ce la fa. C'è una ragione di più. Sai, c'è una ragione di più. Grazie, grazie. Ora vi racconto questa cosa, tanto ormai c'è confidenza. Dovete sapere che il Turco si è fatto gli affari suoi per questo speciale, perché lui mi dice dove devo stare, però io non riesco poi a stare ferma, soprattutto perché prima dell'inizio della trasmissione io mi stavo vestendo il completino, mi ero comprata un tacchetto caruccio, nero, di quelli che usano le grandi presentatrici alla televisione, con la punta, e mi stavo vestendo. E il Turco è venuto e ha detto: oh, levati queste scarpe che ogni volta poi alla fine della trasmissione le lanci. Ha visto che avevo le scarpe da ginnastica e ha detto: perché queste non vanno bene? Ah, figurati, mi sei caduto in braccio, Turco, quindi adesso che sto pure comoda vado girando a destra e a sinistra, vedi, seguimi, io mi muovo e farò impazzire i cameraman tutto il giorno, perché mi dovranno seguire perché mi posso muovere. Oh. E alla fine di questa trasmissione non lancerò le scarpe, che mi sembra già una cosa buona. Ora, entriamo nel vivo del Daphne and Friends. Iniziamo subito con un'ospite graditissima. Lei mi ha fatto l'onore di accettare questo invito, io non la ringrazierò mai abbastanza. Un nome, una garanzia: Vilma Goic! Avete visto come cominciamo? Qua cominciamo alla grande, con un artista proprio... Anche perché io sono una G, poi ci sono altre cose, capito? Che altre lettere che arrivano dopo di me, eccetera, e quindi è bene cominciare subito. Tutti dopo, Vilma. Allora, Vilma, grazie mille. Noi ci siamo conosciute... Ciao Gianni! Gianni Turco stavo salutando, eh? Ciao Gianni! Sì, Ecco, sì, se non mi danno il microfono allora, non posso mettiamoci rispondere. a favore di telecamera, qui al centro, ci guadagniamo il centro dello studio, ok? No, il microfono. Allora, la nostra Vilma, noi ci siamo... Dici, Turco! Ciao Wilma! Ti hai sentito allora? Non avevo il microfono Si è aperto. messo all'apparecchio. Si è messo la... Solo che... Abbi pazienza, Turco! Cioè, sembra di parlare con Fred dei Flintstone se la chiami Wilma, capisci? Cioè, voglio dire... Alla napoletana, perché i napoletani mi chiamano Wilma. Infatti lui da buon napoletano ogni volta dice Io Wilma. leggo una W. E quindi per infatti c'è una doppia si V. dice Wilma. Wilma, va bene. Si legge anche Wilma Vilma, non è volendo. italiano. Volendo si legge anche Vilma. Volendo. E noi vogliamo perché non gli ha foti Comunque Wilma. si chiami è sempre più bello. Sempre più bella, è vero, è vero. Datevene anche calmate che io ho una certa età e non mi voglio montare la testa a questa età.
No, penso che dopo tutta la carriera che hai, cioè le esperienze che hai vissuto e la tua carriera, penso che se non ti sei montata la testa finora non succederà più. Ma diciamo, perché... diciamo che mi sono fatta 2 anni come tutti a casa. Stavo dicendo adesso a un altro ospite di cui non faccio nome, che sono 2 anni che praticamente non canto, che faccio piccoli esercizi, ma a parte che per un po' di tempo non mi andava proprio di cantare per ovvie ragioni, però sono un po' fuori allenamento, quindi adesso devo riprendere piano piano a... E ricominci da qui. E noi siamo ancora più felici che tu voglia ricominciare da qui, soprattutto perché la musica è qualcosa che so che ti aiuta, no? Soprattutto nella vita, ma quello aiuta tutti noi e ha aiutato tanti di noi, soprattutto in questo periodo di pandemia che è stato un po' tosto per tutti ed è tuttora difficile. Quindi godiamoci lo spettacolo e godiamoci della buona musica. Sì, ancora non abbiamo ripreso in pieno, però diciamo che siamo a buon punto. Siamo sulla buona strada. Bene, allora, Vilma, cantaci uno dei tuoi grandi successi. Allora, visto e considerato che adesso si potrà uscire anche la sera, anche solo tenendosi per mano, perché pare che non ci si possa baciare, eccetera, io non ho questi problemi, però qualcun altro magari ce l'ha, capito? Allora io vi dedico questa canzone, sempre tenendovi per mano. Allora, insieme a Vilma, com'è bello far l'amore quando è sera! Com'è bello far l'amore quando è sera, core a core con una pupa che è sincera, quelle stelle che ci guardano lassù non so belle come l'occhi che c'hai tu. Luce bianca, dormi veglia ad un lampione che ti insegna dove tu te puoi baciare, specialmente fra le rose a primavera. Com'è bello far l'amore quando è sera. Chi per fa l'amore borsalotto il separè, chi se sceglie l'ombra profumata d'un caffè, mentre coda dite a me mi piace amoreggiare per le strade in libertà. Quando poi tramonta il sole so più dolci le parole a tu per tu. Com'è bello far l'amore quando è sera, core a core con una pupa che è sincera, quelle stelle che ci guardano lassù non so belle come l'occhi che c'hai tu. Luce bianca, dormi veglia ad un lampione che ti insegna dove tu te puoi baciare, specialmente fra le rose a primavera. Com'è bello far l'amore quando è sera. Com'è bello far l'amore quando è sera.
un'atmosfera proprio romantica. Poi Sì. noi vedevamo qui dietro le immagini di questa io non le bella vedevo. Roma, che è stato il turco, ha fatto questo video che è proprio Bello. sì, molto Ah, molto bello, bene. quindi ci siamo proprio goduti questo momento. Bene. E adesso ne arriva un altro. Sei contenta? Molto, molto, perché adesso, come al solito, io racconto la storia di questa canzone. I miei Veramente la dovrei La raccontare dovresti io. tu? Allora, racconta la No, tua no, versione, no. io ti racconto la mia, vai. Come è nata questa canzone? Come hai iniziato a interpretare Allora, questa la canzone è nata in sala di registrazione perché mi hanno obbligato a fare, mi ricordo c'era Sandro Colombini che era il produttore alla Ricordi, mi disse o fai questa canzone o non fai il disco per l'estate. Al che io ho detto vabbè, arrangiamento di un direttore d'orchestra, adesso non faccio nomi ovviamente perché poi questo arrangiamento è stato rifatto. Arrangiamento e io dico mamma mia che brutto sto arrangiamento. Dico adesso pure. la canto male così almeno non me la fanno fare. Niente. Non ci sei riuscita, mi sa. Non sono riuscita a cantarla male. Beh. Non c'è niente da fare con tutto arrangiamento brutto. Poi si sono resi conto che io la cantavo in un certo modo e effettivamente la canzone aveva bisogno di un altro arrangiamento. E allora mi ricordo che fecero fare un altro arrangiamento a Reverberi e quindi Divenne quel grande successo e premio della critica, sono arrivata terza al disco per l'estate, io non sono mai arrivata prima, ma forse perché non mi vedevano, perché ero piccola. Perché ero piccola. Vabbè, ma devo fare la battuta, no? Che nella botte piccola c'è il vino buono. La botte piccola Fatta, c'è il vino no? buono, è vecchia È sta vecchia cosa. questa, Anche però perché il è vino console. finisce subito, quindi, capito? Bisogna Ma qui mi ricaricare. sembra che però ce n'è ancora, insomma, no? Vabbè, ne hai perché ancora bisogna da... riempirla, la botte, perché mica puoi tenerla sempre a vuota, a Appunto. secco. No, la mia di storia è una storia più paesana. Dai. Perché i miei genitori sono calabresi, molti lo sanno, e al mio paese si usa fare queste serenate alla sposa. Quando mio padre suona la chitarra, cantava e era innamorato di questa canzone e ha conquistato la mia mamma presentandosi sotto la sua finestra cantando questa canzone con gli amici. Poi devi sapere che c'è la tradizione che se lei accende la luce vuol dire che accetta questo corteggiamento e in più deve offrire da mangiare a tutti quelli che sono andati lì a fare la serenata. Quindi tu ti ritrovi alle 2 di mattina con gente che mangia le famose melanzane ripiene, no? Queste cose così belle Buone. leggere. Più che belle, buone. No, buone, col vino. Quindi si fa festa di notte grazie a queste serenate. E la mia mamma raccontava sempre questa cosa, è rimasta storica nella nostra famiglia, mio papà è qui e può confermare. Vabbè, adesso senza fare titoli. Va bene, vai. Ok, partiamo. Ok. Se stasera sono qui è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Se stasera sono qui è perché so perdonare e non voglio gettar via così il mio amore per te. Per me venire qui è stato come scalare la montagna più alta del mondo e adesso che sono qui voglio dimenticare i pensieri più tristi giù in fondo. Se stasera sono qui è perché ti voglio bene,
la montagna più alta del mondo. E adesso che son qui voglio dimenticare i pensieri più tristi del mondo. Se stasera sono qui è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche me, se non lo Grazie. Grazie, grazie, grazie Vilma Goic! Brava! Grazie per questo momento. Brava! Grazie Vilma. Grazie. Grazie a tutti, grazie. Vai, 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 di qua. Grazie Vilma. Bene, e dopo questo momento così commovente andiamo avanti e vi faccio ascoltare un brano che abbiamo presentato, che ho presentato alla scorsa edizione di Mille Voci. C'è sempre di mezzo il turco, perché poi alla fine le canzoni le scegliamo insieme, di solito è lui che propone e io poi vedo se ce la faccio e spesso gli dico non ce la faccio e lui invece dice no, lo devi fare lo stesso e quindi alla fine ci siamo riusciti. In questo caso è un grande omaggio a un cantante, a un autore strepitoso della musica italiana che è Luigi Tenco, in una delle sue canzoni, magari quelle meno famose, ma veramente squisita, bellissima, io l'ho ascoltata, l'ha arrangiata per me Angelo Petruccetti, che ringrazio perché ha fatto un arrangiamento veramente molto sensual, e sarò accompagnata dai miei ballerini, quindi ho capito che ti amo. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava un tuo ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza, per temere che tu non venissi più. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi e pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messa a dire che oramai non sarai più tornata a credere all'amore, a illudermi e sognare. Ed ecco che poi ho capito che ti amo e già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciata andare nell'amore. E pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messa a dire che oramai non sarei più tornata a credere all'amore, a illudermi e sognare. Ed ecco che poi ho capito che ti amo e già era troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciata andare nell'amore.
Carini, vero? Sono così teneri, carini e sempre disponibili. Ah, devo cambiare microfono, eccomi. Bene, il Daphne and Friends è iniziato in sordina, in realtà è stata una prova, il turco mi ha messo alla prova, ha detto vediamo se reggi una roba così. E mi ha buttato, io non sapevo fare la televisione, non è detto che abbia imparato, stiamo ancora studiando, mi ha messo lì in mezzo e ha detto proviamo. Devo dire che negli anni siamo migliorati e quindi ho imparato delle cose, abbiamo fatto il 2, il 3, siamo arrivati al 4, non so manco io come, quindi ringrazio e continuerò sempre a ringraziare il turco che ci crede, a volte più di me. Detto questo, capite che questo Daphne and Friends, e cantate con me, è tutta un'avventura. Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Oh no, 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 no. No, non sarà un'avventura, questo amore è fatto solo di poesia. Tu sei mia, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. In fondo all'anima, per sempre tu, perché non è una promessa, ma quel che sarà domani è sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. No, non sarà, No, non sarà non è fuoco che col vento può morire, ma vivrà quanto il mondo, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima, per sempre tu, perché non è una promessa, ma quel che sarà domani è sempre, sempre vivrà, sempre vivrà. Perché non è una promessa, ma quel che sarà domani è sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. Grazie! Grazie! Angelo Petruccetti! Ma dai, Allora, questo ragazzo, se Sì. le piacerebbe? mi piace. Allora, questo Angelo è parte integrante, fondante della Little Tony Family. Lui è stato musicista di Little Tony per Qualche anno. parecchi anni e adesso porta insieme a Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, la musica di Tony in tutto il mondo. Quindi è un bel Una bella impegno, una bella responsabilità. E quest'anno assolutamente. so che avete anche realizzato un progetto È un interessante. progetto bellissimo perché Cristiana fa un po' outing su tante cose, quindi
fare un libro su Tony, penso che Tony ormai lo conosciamo un po' tutti, però conoscere la persona, Antonio Ciacci, papà di Cristiana, è una cosa un pochino diversa. Quindi un libro fantastico. In occasione proprio di questo anniversario, perché un po' lui di Tony, avrebbe compiuto 80 anni anni quest'anno, esatto. Poi Quindi... c'è un bel DVD all'interno dove c'è un concerto di Tony in America, il commento di Dario Salvatori, e poi ci sono tantissimi artisti, più di 30 artisti che hanno lasciato un contributo video molto molto bello. Quindi cercate, se volete, spulciate e cercatevi il libro di Cristiana, mio padre Little Tony. Esatto. Il nostro, voi dovete sapere le chicche che si consumano fra Angelo e Gianni Turco, perché Angelo è l'arrangiatore dei brani che voi ascoltate, che io canto, e ogni volta che io vado a registrare nella sua sala di registrazione, che è stato anche lo studio di Tony, dove abbiamo girato anche il videoclip dell'inedito, del mio inedito, ogni volta noi registriamo. Ora Turco, dimmi se non ho ragione, dov'è il Turco? Lì? Sono qua, dimmi, Turco, dai, guarda, che c'hai da dire? Diciamo se non è vero, ogni volta che vado a registrare poi il Turco dice prima di dire che va bene la devo sentire. E allora, il tecnico musicista è lui, sì. Ma chi decide chi è? Il Turco. E allora? È il Turco, infatti la voce gliela fa rifare anche per un sospiro. Lasciamo stare. No, lasciamo stare, persino i sospiri. Ma è turco. Noi lo prendiamo per questo. Appunto. Ma ti ama, ti vuole bene. Sì, mi vuole bene per questo, solo per questo. Guarda, vuole bene pure a te, se no sai d'amo'. Allora, il nostro Angelo adesso ci fa sentire un grande successo. Sì, un pezzo molto divertente, molto simpatico. Sì. Tu ti ci senti un po'? Assolutamente sì. Ogni tanto mi è capitato di darlo. Non ti senti un po' una donna di picche? Una donna di picche, quindi ecco, tutte le donne che si sentono un po', che hanno dato il 2 di picche almeno una volta nella vita, possono cantare col nostro Angelo Petruccetti. Sulle mani, vai! Ho peccato, lo so, me ne pento, giuro che non lo faccio più. Non farò più del male agli altri, il rimorso mi butta giù. Ma il peccato d'amarti sempre, questo so che lo rifarò. Non prometto alla mia coscienza di fuggirlo nemmeno un po'. Voglio sempre te, ogni notte. Voglio sempre te, ogni notte. Voglio sempre te. Questo peccato mio so che mi porterà, ma questa vita mia è già un inferno se manchi tu. Soffro di nostalgia, muoio di gelosia, povero cuore mio. Una vecchia mi ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Ma il peccato d'amarti sempre, questo so che lo rifarò. Non prometto alla mia coscienza di fuggirlo nemmeno un po'. Voglio sempre te, ogni notte. Voglio sempre te, ogni notte. Voglio sempre te. Questo peccato mio so che mi porterà, ma questa vita mia è già un inferno se manchi tu. Soffro di nostalgia, muoio di gelosia, povero cuore mio, povero cuore mio. Una vecchia mi ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia mi ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia mi ha fatto le carte. Te la dedico. Grazie. Grazie Angelo Petruccetti, alla prossima. Ciao a tutti, ciao, grazie, Angelo, grazie. Ciao.
Beh, ci stiamo scatenando, vi state accaldando. Bene, bene, sta andando proprio bene. Adesso respiro profondo, calmiamoci, riprendiamoci, perché invece devo cantare una di quelle canzoni pompose, areate, nelle quali prendo fiato e tiro fuori il do di petto, quelle canzoni che il turco mi ha conosciuto che cantavo queste canzoni melodiche, poi ha cercato di farmi sderazzare, infatti avete visto, siamo diventati un po' rocchettari, poi con questa storia di non avere i tacchi e proprio mi sto sfogando, e però ogni tanto bisogna tornare al primo amore. Il primo amore non si scorda mai, quindi questa canzone italiana, melodica, nella quale prendo fiato e apro. Adesso la sentirete, la conoscete sicuramente, quando l'amore diventa poesia. Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia. La mia voce sarà una lacrima di nostalgia. Non ti chiederò mai perché da me sei andato via. Per me è giusto tutto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso nemmeno parlare perché piangerei. Io canto la tristezza che è in me, questa notte sarà melodia. Piango ancora per te, anche se ormai è una follia. Non ti chiedo perché, adesso tu non sei più mio. Per me è giusto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso parlare perché piangerei. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano e lo sai. Io ti amo. Grazie a Fabrizio Musilli, che è anche il coreografo del Daphne Friends. Grazie. E mo? Aspetta, Turco, che mi faccio fare qualche segnale per capire che succede. Ho capito. Che succede? Succede che è arrivato un ospite
in teoria il padrone di casa, non dico del Daphne and Friends, ma il padrone di casa a Mille Voci è sempre stato lui. È un cantante elegantissimo, bravissimo. Io ho imparato, devo dire, ad apprezzarlo nel tempo. Ne conoscevo alcune canzoni, poi con l'occasione di Mille Voci e di questo Daphne and Friends ho avuto modo di ascoltare attentamente il colore e il calore della sua voce. Mio padre impazzisce per lui, questo bisogna dirlo. Una volta gliel'ho passato al telefono, mio padre ha sbiancato, balbettava, non sapeva che dire. Stiamo parlando di Gianni Nazzaro! Papuasia, mi ricordi tu? La Papuasia. Perché? Papuasia Nuova Guinea. Cioè? Non te l'ho mai detto sto fatto? No, dai, vai. Vuoi vedere che Gianni lo sa Io e adesso- tu no? Io tutte le volte che ti vedo mi ricordo la Papuasia Nuova Guinea. Perché? Perché feci tempo fa una crociera straordinaria dove la nave bellissima come te si chiamava Daphne. E allora tutte le volte io vedo te, vedo la Papuasia e la Nuova vedi, però mi piace questa associazione. Oddio, essere paragonata a una nave da No, crociera ma non è la che proprio... bellezza- no, parliamo. la bellezza dello scafo, La una nave da bellezza, crociera. no, perché su una nave da crociera c'è tanta roba. Ma affascino, No? affascino. Io poi le barche le amo il mare, quindi vabbè. Gianni, io non so come ringraziarti, cioè averti qui è veramente un grande onore. Per Io me. quello che dico poi, insomma, spero, lo dico con convinzione, lo penso. Voi E si vede dagli occhi. meno male, perché io veramente sono rimasta estasiata. E il bello sai qual è? Che stavo sentendo questa tua canzone, che il turco ha detto, che cosa canta Nazzaro? Dico, guarda, non so, decidete voi. E il turco gli piaceva tanto questa canzone qua. Ha detto, ma tu l'hai mai sentita? E io ho detto, no, non l'ho mai sentita. Ho ascoltato questa canzone, mentre la stavo ascoltando, e poi l'ho ascoltata e riascoltata, l'ha sentita anche mia figlia, che ha 16 anni. Ah, ma questo canta proprio bene! Quindi sei diventato anche un po' famoso tra i sedicenni, quindi potrebbe spargersi la voce alle nuove generazioni, perché è vero che tu hai una voce che supera qualunque tipo di età, proprio per come canti e come interpreti, e questa canzone la dedichiamo alla nave da crociera. Ok, perfetto. No, prima canti tu, Ah, prima canto io. Vabbè. vero? Vero che prima canta lui? Va bene? Sì, mi stanno dicendo di sì. Allora, quindi Sì, prima... sì. Sì, e ogni tanto... Sì. Io ho bisogno di suggerimenti. già. Hai sentito? Ti ha salutato il turco. Sì. E ti ho salutato Hai anch'io prima, Gianni. Questa la dedichiamo, visto che siamo nell'ambito delle dediche, a una grande signora. Grazie. Gianni Nazzaro! Profuma come un petalo di rosa, cammina con il cuore in bancarotta e va per la sua strada la signora, quella che ha perso amore, quella che è sola, più fredda di una statua di granito e dura come notte nel deserto. Si dice che nessuno sia riuscito a risvegliare in lei il sentimento. Signora, lo sai che alla passione non si mente, che importa poi quel che dirà la gente, se adesso siamo amanti per un'ora. Signora, vorrei che questo istante di infinito non si fermasse mai, perché ho capito che qui davanti a te c'è chi ti adora. Signora, oh, signora, adesso siamo amanti per un'ora. Signora,
davanti a te, chi più ti adora. Per troppo tempo sei rimasta sola, con qualche tuo ricordo per amico. Adesso sai che il pianto non consola, per questo siamo qui e te lo dico. Signora, lo sai che alla passione non si mente, e importa poi quel che dirà la gente, se adesso siamo amanti per un'ora. Signora, vorrei che questo istante d'infinito non si fermasse mai, perché ho capito che qui davanti a te c'è chi ti adora. Signora, signora, adesso siamo amanti per un'ora. Signora, oh signora, c'è qui davanti a te chi più ti adora. Signora. Bella, bella, proprio bella. Grazie. Beh, in ogni Daphne and Friends alla fine io costringo, no, non li costringo io, li costringe il turco, diciamo, no, nel senso il turco, quindi vi fate costringere dal turco, il comandante chiama e dice, vabbè, però con Daphne che canti? Io ho sentito questa canzone stupenda, proprio splendida, l'ho sentita a 1000 voci e ho detto, io vorrei cantare quella. Bene. E Gianni ha detto, vediamo come ti viene. Poi, dopo che ha sentito come mi veniva la canzone, ha detto va bene, ha apprezzato, ha dato il suo benestare e quindi vi facciamo sentire questa canzone bellissima, romantica. Io faccio un'entrata scenica, cioè ti lascio qui che tu cominci, perché tu sei quello innamorato e io no. Va bene. Ok? Va bene. I grandi sentimenti. E navighiamo in mezzo all'universo, tra verità nascoste, cercando un po' d'amore. Sopra gli appunti disegniamo i fiori, distratti e ricalcati, mentre guardiamo fuori. Siamo aggrappati all'immaginazione. Il futuro si perde tra le cose passate e i grandi sentimenti tardano ad albeggiare. Sono così lontani dalla vita, dalla vita. Ancora indefinita. Io ti ho cercato pure questa sera, in una fiaba antica, sapessi che fatica. Ci siamo persi dopo la tempesta, forse perché l'amore a volte dice basta. Il nostro viaggio tocca l'illusione, ma se il cuore è sincero si riparte da
da zero e i grandi sentimenti tornano ad albeggiare, prendono per le mani questa vita, questa vita ancora indefinita, e i grandi sentimenti partono all'improvviso quando ci abbandoniamo ad un sorriso, un sorriso, amore sul tuo viso. Un sorriso, amore sul tuo viso, amore sul tuo viso. Brava! Non posso piangere che mi cola il trucco, però ci stava tutto. Grazie, è stato veramente un bel momento e un grande, grandissimo onore. Ciao. Gianni Nazzaro! Devo dire che ogni Daphne and Friends è ricco di emozioni, ricco di artisti anche che mi onorano, no, della loro presenza. Io poi ho questa enorme fortuna di riuscire a esibirmi con loro, quindi li ringrazio tutti veramente tantissimo. Ora è arrivato il momento della famosa canzone straniera. Allora, chi mi segue sa che il turco si era fissato a farmi cantare in francese e ci è riuscito. Mi ha fatto cantare in portoghese e ci è riuscito, mi ha fatto cantare in spagnolo. Voi non ci crederete, siamo riusciti ad arrivare al tedesco. Per cui devo ringraziare mia cugina Rita Gargiulo. Lo dico perché poverina mi ha dato queste ripetizioni. Lei è insegnante di tedesco, laureata in lingue. Quindi io che cercavo con questo Covid poi difficilissimo, con le registrazioni sul telefonino, no? Allora si pronuncia così, si dice così, no guarda non è così, ecco là, alla fine quando siamo arrivati alla conclusione ho detto mettimi un voto, se è sufficiente ci accontentiamo, perché credetemi che cantare in tedesco è incredibilmente difficile. Abbiamo scelto comunque una canzone famosissima. Questa è una canzone che è stata musicata, in realtà era una poesia che era stata scritta nel corso della Prima Guerra Mondiale e che poi è stata musicata in seguito nella Seconda Guerra Mondiale, è diventata famosissima come Lili Marlene, brave. Lili Marlene, si dice che l'autore Lili fosse la sua donna lontana e Marlene avesse messo insieme questi due nomi perché Marlene era un'infermiera che assisteva i soldati nei campi di concentramento. La cosa carina di questa canzone, ci tenevo a dirla, è che è una canzone che ha unito tutti i soldati al fronte. C'erano dei generali tedeschi che non volevano far ascoltare questa canzone alla radio perché pensavano che distraesse i soldati dalla loro missione, perché si sarebbero concentrati su questa donna che li aspettava e che loro volevano vedere apparire sotto questo lampione, questo amore lontano e perduto. Invece divenne la sigla di un programma radiofonico che ascoltavano tutti, quindi tutti i tedeschi, gli alleati, tutti i soldati, indipendentemente da che fazione, da per chi combattessero, ascoltavano questa canzone, che divenne famosissima perché cantata da Marlene Dietrich, che viveva negli Stati Uniti, quindi poté permettersi di interpretare questa canzone e di renderla, e poi divenne famosa in tutto il mondo. Quindi, fatto questa premessa, capite bene che ci stiamo proprio mettendo in una di quelle situazioni difficilissime. Ce la faremo.
Quindi, con l'aiuto, sì, col vostro sostegno e il vostro buon cuore, scusandomi con tutti coloro che parlano e cantano in tedesco sicuramente meglio di me, proviamo, insieme all'aiuto di Fabrizio Musilli nella coreografia, a cantare Lili Marlene. Vor der Kaserne, vor der großen Tor, steht ne Laterne und steckt sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unser beiden Schatten sahen wie ein Raus, dass wir lieb uns hatten, dann sah mein Glas daraus. Und alle Leute sollen sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wir bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Aus dem Stillraume, aus der Grund, hebt sich wie in Traume dein verliebter Mund. Wenn sie die späten Nebel drehen, wer wir bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wir bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene.
È andata anche in tedesco. Oh, grazie a Fabrizio per aver reso anche questo momento ancora più magico. Bene, grazie. Mo, che succede? Adesso chiedo. Vediamo se ci... Perché voi... Ah, vedi? Adesso fanno anche i gesti e io capisco alla fine, ci arrivo. No, perché voi dovete sapere che io portavo gli occhiali, portavo gli occhiali, lenti a contatto, poi lo consiglio a tutti, quelli che lo possono fare si operassero, perché io l'ho fatto, però questa scaletta me la sono messa un po' troppo lontana, per cui aspetto che qualcuno ogni tanto mi faccia dei gesti per capire che succede. Perché questo Daphne Friends me lo sono voluto godere tutto, quindi io sto qua in mezzo a voi, non esco. Infatti se mi cola qualunque cosa avvisate che facciamo una pausetta e mi faccio sistemare. Bene, mi facevano questo segno dalla regia, facevano così. Che vuol dire? Secondo voi che vuol dire? Che vuol dire? Che vuol dire? Insieme! Perché adesso io canto insieme a Lorenza Bettarelli. Ora, Lorenza io l'ho conosciuta, Gianni la conosce da molto prima di me, lei è una storica partecipante e cantante di Mille Voci che ha contribuito a rendere Mille Voci così importante e lei canta, io dico sempre, che lei ha una voce splendida, poi farsi complimenti fra donne sembra sempre che è difficile e invece con te è facilissimo. Noi abbiamo cantato insieme nel nostro primo Daphne & Friends, abbiamo cantato questa canzone, ci siamo trovate benissimo e quindi abbiamo deciso di riproporla perché le nostre voci si fondono benissimo insieme, soprattutto perché lei canta di tutto, qualunque cosa, quindi riesce ad adattare la sua voce a grandi canzoni delle grandi cantanti della musica leggera italiana. Io dico sempre grande, grande, poi il turco mi riprende alla fine di queste registrazioni e dici ah mazza, ripeti sempre le stesse parole, ho capito, non me ne va, enorme, troviamo dei sinonimi, ogni tanto tu suggerisci dalla regia e io mi faccio venire in mente qualche altro sinonimo, però mi viene grande perché lei è veramente, veramente una grandissima cantante, quindi noi... Basta, ho smesso, basta, mi fermo. Non sono riuscita a dire una parola. Intanto bravissima, bravissima pubblico, facciamo un bel applauso a Daphne. Ah, il pubblico fantastico. Però hai detto tutto tu. Ho detto tutto io. E quindi non so che cosa possiamo aggiungere. L'unica cosa che ecco, l'ultima volta che ci siamo viste eravamo molto più distanti. Adesso ci cominciamo possiamo a riavvicinare un po' di più. E quindi questo mi fa piacere. Assolutamente. Quasi anche a toccarci. Quasi. Possiamo. Adesso per fortuna tra i vaccini, i tamponi siamo sicuramente più sicuri e stiamo cercando di arrivare alla fine di questo tunnel infinito e quindi riprendiamo anche a fare musica e spettacoli e a cantare insieme. Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme. Non ti chiedo, sai quanto resterai, dura un giorno la mia vita, io saprò che l'ho vissuta anche solo un giorno, ma l'avrò fermata insieme a te. A te che ormai sei mio, tu l'amore mio, insieme a te. La la la
So che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme. Non ti chiedo sai quando resterai, dura un giorno la mia vita. Io saprò che l'ho vissuta, anche solo un giorno, ma l'avrò fermata insieme a te. A te che ormai sei mio, tu l'amore, io insieme, insieme, insieme a te. Io ti amo finché lo vuoi, anche per sempre se tu lo vorrai. Insieme, insieme. Vabbè, l'abbraccio ci sta però. Grazie. Grazie Lorenza, sì ci sta. L'abbraccio ci sta e poi devo dire, come stavi dicendo tu, ma io l'ho sempre sostenuta questa cosa, cantare con una donna è bellissimo. È vero, è vero. È stata veramente una bellissima esperienza, una bella soddisfazione. Grazie. Ora abbiamo avuto modo di parlare del fatto che abbiamo vissuto un periodo veramente difficile un po' tutti, e in questo anno e mezzo, in questi 2 anni, ma questo è capitato anche in passato, però ci sono concentrate molte perdite. Quindi abbiamo perso dei grandi cantanti, dei grandi autori, dei grandi artisti che ci mancano, no? Che lasciano però un segno importante, rimangono eterni, perché l'arte è eternità. Quindi noi abbiamo la fortuna di avere la loro voce, la loro musica. Adesso da poco è scomparso anche Battiato, quindi sì, lasciano una grande eredità e quindi rimangono immortali. Come rimane immortale in questo momento, in questo tuo omaggio, una grande cantante della musica del panorama italiano, qualcuno suggeriva Milva. Quindi, avendo l'occasione di questo Daphne & Friends, ci siamo confrontate un po' con Lorenza e devo dire ha avuto quest'idea che abbiamo sposato sia il turco che io a braccia aperte, perché ci fa veramente piacere ascoltarti cantare questo brano che si intitola? Da troppo tempo. È un brano che non è molto conosciuto rispetto ad altri brani che lei ha fatto. E anche perché credo che al di là dell'interpretazione, che è molto teatrale, l'interpretazione che ha fatto Milva, però non rientrava esattamente nel suo genere musicale. Per cui ecco, è arrivata terza al Festival di Sanremo, ma non tutti la conoscono. Ed io sfruttiamo questa occasione. Ed io veramente la faccio con grande gioia, perché io sono rimasta veramente coinvolta da questo brano. Facciamoci coinvolgere da Lorenza Bettarelli. Grazie, grazie. Da troppo tempo mi trascuro, questo sì, ma mi sorprendo anch'io di essere così. Ormai non esco quasi più, ho perso il gusto a tutto, ma se c'è chi ha colpa quello sei tu. Da troppo tempo son cambiata e sai perché? Tutto il mio slancio si è spezzato contro te. Sì, tu
sei forte più di me, non domandarmelo però, questo piacere non te lo do. Io vorrei, se lo vorrei, credi ho fatto l'impossibile, ma un discorso insieme a te in fondo si esaurisce dopo qualche frase un po' banale, mentre invece io, e lo sa Dio, io vorrei venire incontro a te, ma introverso come sei ti chiudi nel tuo guscio e prendi tutto come un fatto personale. Da troppo tempo, troppa pace tra di noi. Va bene caro, torna pure quando vuoi. Noi ci si intende ancora un po' sul piano fisico, però per un amore non basta. Io vorrei, se lo vorrei, credi ho fatto l'impossibile, ma un discorso insieme a te in fondo si esaurisce dopo qualche frase un po' banale, mentre invece io, e lo sa Dio, io vorrei venire incontro a te, ma introverso come sei ti chiudi nel tuo guscio e prendi tutto come un fatto personale. Da troppo tempo ho sciolto il nodo dentro cui mi dibattevo per uscirne, adesso sai, mi sembrerebbe quasi dire, no, se ci penso resto qui, io me ne vado, è meglio. Grazie. Splendida, splendida, splendida e intensa. Lorenza Pettarelli. Grazie. Nella scusate, mi impappino perché mi veniva da ridere, stavo per dire nella mia carriera, no? Quindi mi faceva un po' commuovere l'idea di avere una carriera, perché io insomma ho anche un'età, voglio dire, no? Quindi il turco mi ha dato questa possibilità di esprimere questo che lui definisce talento, io sono contenta di questo, attraverso un po' Mille Voci, il Daphne and Friends, però ogni volta che parlo della mia carriera mi viene un po' da sorridere, perché insomma, vabbè, comunque in questa mia carriera, breve ma intensa, ho avuto anche la fortuna di cantare degli inediti. Di uno di questi inediti abbiamo anche fatto un video, l'ho presentato più volte. Questo inedito invece, sempre scritto da Faccani Tittarelli, l'abbiamo presentato all'ultima edizione di Mille Voci e con piacere ve lo faccio riascoltare. Un altro brano anche molto intenso che ho sposato con piacere perché era un genere che mi calza, diciamo, quindi stiamo provando a entrare e vestire un po' questi panni un po' più moderni e meno areati. Quindi vi presento questo inedito che si intitola Amami. Sono qui che aspetto te, superando le distanze, accettando quel che è, senza fare più domande.
io ti voglio come sei, accogliendo il mio destino, anche se sarà con lei che ti sveglierai al mattino. Amami proprio adesso, amami di più, ti prego amore, amami come dici tu, senza promesse, amami in questo angolo di cielo blu, che non c'è tempo, amami, amami. Spesso alla felicità rubi solo un'emozione, un incanto, una follia che non sente mai ragione. Amami proprio adesso, amami di più, ti prego amore, amami come dici tu. Ti prego ancora, amami, non mi pento, amami così che tutto ha senso, amami e non fermarti, amore eterno, amami, amami. Stringi, stringi, che mi sento tanto Funari quando faccio questa cosa. Stringi, stringi, perché voglio che si veda proprio bene. Don Bachi! E come va? Bene. Bene, sì, ci mettiamo qui. Emozionata. Allora, noi ci siamo conosciuti, abbiamo simpatizzato, perché io ho avuto la fortuna e l'onore di intervistarti, di
di fare una bellissima intervista che potete trovare tra l'altro sul canale di Mille Voci, dove ho ascoltato tutta la tua storia, ho avuto il piacere di poterti ascoltare una parte della tua storia. Ti seguo sui social, vedo che i tuoi libri vanno alla grande, che esce la storia, quindi sono molto contenta perché lui non solo è un autore di canzoni, un cantante, ma lui scrive anche dei libri, è un poeta, quindi questo si sente un po' anche dai testi delle tue canzoni, dall'intensità. Sono dei momenti di vita quotidiana, vissuti nel tempo evidentemente, che io poi riesco a raccontare non soltanto attraverso le parole, ma soprattutto attraverso le canzoni. Ed è questo che le rende un po' particolari, perché le mie canzoni hanno questo diciamo particolare, che sono dei piccoli film, va bene, che durano 4 minuti, 5 minuti, insomma, ecco, che tu segui come una trama di un film quando vai al cinema, insomma, ecco, la segui e comprendi il soggetto, il concetto di quello che è la storia, insomma. Ecco. Ed è per questo che è così difficile interpretare i tuoi brani, quello che scrivi, perché bisogna riuscire ad avere una capacità interpretativa importante proprio per questa intensità con la quale scrivi queste storie, poi, no? Essendo storie non costruite da uno che fa la professione di autore di canzoni, bensì, cioè io se mi chiedi di scrivere una canzone, al momento io non sono in grado di farlo perché dovrei raccontare qualcosa che non è mio, al momento inventato, e quindi verrebbe fuori qualcosa che non farei uscire peraltro. Ma io scrivo esclusivamente su impatto emozionale, ecco, se accade qualcosa che io ritengo che mi faccia vibrare, insomma, ecco, allora se riesco a raccontare quel fatto lì, sicuramente verrà una canzone assolutamente, insomma, degna di essere ascoltata, se non altro. Poi può piacere o no, ma sicuramente avrà la ragione d'essere, insomma. Assolutamente. Ecco. E quello che ci canti adesso è un brano che, tanto diciamolo subito, non è che lui canta e se ne va, cioè su questo non c'è dubbio. Quindi adesso cominciamo così. Sì. Poi vediamo che succede in corso d'opera, così ha detto il Turco, quindi io seguo le indicazioni. Posso dire una cosa? Prego. Riguardo a questa canzone che canterò adesso. Il brano si intitola Ali, che molti dicono Ali, ci canti Ali? No, non è con l'accento, ma è Ali. Ali, le ali quelle che hanno gli angeli praticamente, infatti questa canzone è dedicata appunto a quelli che fanno il mio mestiere, la mia professione, cioè soprattutto di autori di canzoni, che non ci si fa caso, ma uno che scrive delle canzoni, soprattutto con il concetto che uso io di scrivere una canzone, sicuramente ha un merito grandissimo, perché a volte io ricevo dei messaggi, delle mail, anche sui social, eccetera, di persone che sono grate soprattutto a un certo tipo di canzone perché sono riuscite a godere di quei 3-4 minuti in maniera così intima e personale, per cui mi sono grato per questo. Ecco, io ho voluto quindi dedicare questa canzone a tutti coloro che fanno il mio mestiere, che sembra una sciocchezza scrivere un certo tipo di canzoni, ma alla fine siamo un po' come gli angeli che proteggono, diciamo, coloro che guardano dall'alto. E noi abbiamo qui il nostro angelo, Don Bachi. Grazie. Fino all'inferno vuoi andare a cantare? Ah sì, per gli scettici sì. Hai già deciso che... Per quelli che denigrano appunto chi fa la nostra professione. Con calma poi dovrai rivedere il video che ha fatto Gianni Turco mentre tu cantavi, c'erano dei grandi artisti della musica internazionale, le loro foto, proprio che un video splendido, e poi tutti stranieri, e poi alla fine c'era una tua gigantografia con scritto Don Bachi, quindi guarda, ti ha fatto proprio un bellissimo omaggio, poi rubaglielo il video che ha fatto veramente un bel lavoro il Turco. Ha pagato! Non è vero! No, mi dovrai pagare te. Allora. Ecco, hai sentito che roba? No, però questa cosa mo lui l'ha detta, ma mi sa che te tocca, Turco. Perché adesso che cosa succede? Che il Turco è riuscito a convincere Don Bachi a fare un duetto con me.
quindi capite che deve volergli proprio tanto tanto bene al turco. Però anche tu, Aldo, hai detto prima sentiamo come viene e poi decidiamo, e mi è andata bene anche questa volta, quindi io... Il vecchietto mio è guai a chi me lo tocca. Ma guarda ma quale vecchietto, ma guarda che giovanotto che abbiamo qua. E poi ti dirò che secondo me migliora con gli anni. Io dico seriamente, alla fine, migliori... alla fine sarò più bello di Marlon Brando, cavolo. Guarda, devo dire di sì, Marlon Brando non è che, voglio dire, alla fine della sua carriera, appunto, insomma, dicevo, sarò più tu bello. Sicuramente più bello. Alla fine sarò più bello io, sicuramente. Allora, ho avuto questo onore, questo piacere. Noi cantiamo insieme un grande successo di Don Bachi, un grande omaggio anche alla cantante che lo ha portato a Sanremo, sì. no? Assolutamente perché, sì. È un omaggio che io vorrei fare proprio a lei, a Milva. Sì, a Milva. Perché nel 1968 sarei dovuto andare a cantare questo brano in coppia con lei, poi per una serie di circostanze dovute appunto a una lite, ma insomma poi alla fine era semplicemente una divergenza di idee sulle royalties con Adriano Celentano. Lui mi fece estromettere e andò lui a cantare questo brano al posto mio. Io credo che se fossi andato io a cantarlo, questa mia canzone con lei, sicuramente avrei messo molta più partecipazione di quanta non ne mise Adriano, perché la canzone anche in questo caso racconta un momento della mia storia personale. Questo è un brano che io non avrei voluto cantare mai, perché era un brano che avevo scritto per me, personalmente per me, e sarebbe rimasto probabilmente per sempre in un cassetto, perché è dedicato alla ragazza di allora, che poi è diventata, per fortuna mia moglie, però era un momento in cui avevamo litigato, ci eravamo lasciati. Pertanto, insomma, pensavo di averla perduta per sempre, ed essendone così tanto innamorato, scrissi questa canzone proprio che fosse un momento mio, ecco, che non avrei voluto, del quale non avrei voluto far partecipe nessuno. È finito a Sanremo, invece, è diventato sì, uno dei tuoi grandi successi. Sì, no, perché appunto dopo ci siamo rimessi insieme con questa ragazza, e allora a quel punto ho pensato che la canzone valesse la pena che fosse pubblica ormai, perché non era più così simbolica per me, ecco. E quindi sarei andato a cantarla, diciamo, con questo stato d'animo, e sicuramente avrei probabilmente aiutato lei, che già di per sé doveva stravincere quel festival, appunto probabilmente a vincerlo. E per me sarebbe stata una grande gioia, perché Milva non l'ha mai vinto e penso proprio che invece lo meritasse. Assolutamente sì, quindi un omaggio a Milva. Adesso questa canzone ti devi accontentare di cantarla con me. Tranquilla, va benissimo. Don Bachi e Daphne in Canzone. Nel più bel sogno ci sei solamente tu, sei come un'ombra che non tornerà mai più. Tristi sono le rondini nel cielo, mentre vanno verso il mare, è la fine di un amore. Io sogno e nel mio sogno vedo che non parlerò d'amore, non ne parlerò mai più. Quando siamo alla fine di un amore, soffrirà soltanto un cuore, perché l'altro se ne andrà. Che sto pensando ai miei domani, son bagnate le mie mani, sono lacrime d'amore. Nella più bella sogno ci sei solamente tu, sei con
canzone vola per il cielo, le sue note nel mio cuore stanno segnando il mio dolore. Nel più bel sogno ci sei solamente tu, sei come un'ombra che non tornerà mai più. Tristi sono le rondini nel cielo, mentre vanno verso il mare alla fine di un amore. Io sogno e nel mio sogno vedo che non parlerò d'amore, non ne parlerò mai più. Quando siamo alla fine di un amore, soffrirà soltanto un cuore, perché l'altro se ne andrà. Ora che sto pensando ai miei domani, son bagnate le mie mani, sono lacrime d'amore. Questa canzone vola per il cielo, le sue note nel mio cuore stan segnando il mio dolore. Bravissima, molto brava. Grazie. Cioè, questa canzone ha bisogno di una grande vocalità, ecco, ovviamente a te non manca. Cioè, è una delle versioni veramente che è cantata con moltissima passione. Grazie. E quindi va benissimo, insomma, io sono felice. Fossi andata a Sanremo tu con Milva, probabilmente lo avreste vinto, sicuramente, perché avete due bellissime voci e quindi... Grazie, è veramente un onore sentire questa cosa, mi sta colando il trucco, Va bene, tutto a posto, tutto a posto. Allora, facciamo così, perché il turco insiste, dice quando riusciamo a strappare Don Baghi ai suoi impegni dobbiamo fare in modo di sfruttare l'occasione, perché tu hai scritto tantissime per la carineria, per la gentilezza che hai dimostrato. Grazie a te. Veramente è stato un onore conoscerti, intervistarti e averti soprattutto nel Daphne and Friends. Grazie. Grazie. A te e arrivederci a tutti, alla prossima occasione. Grazie, grazie Don Baghi. Siamo arrivati alla fine del Daphne and Friends. Anche alla fine, sì, è volato, il tempo è volato, veramente, sono molto contenta e proprio grazie a Don Baghi ho avuto la possibilità di cantare questo suo brano, lui dice un brano difficile, è vero, ed è con questo brano che si intitola Fine che chiudiamo questo Daphne and Friends prima dei ringraziamenti, dei saluti, della sigla finale. Ho presentato questo brano durante l'intervista che abbiamo fatto, che ho condotto con Don Baghi, che vi ricordo potete trovare sul canale di Mille Voci, per ascoltare parte, come dice lui, della sua storia. E quindi è con onore e con piacere che vi presento Fine. Seppure è stato un sogno lieve,
un bel sogno bianco come neve, non andar via, via, via. Non andar via, via, via. Che se soffrissi solo per un sogno, vorrebbe dire che di te ho bisogno. Eppure mentre scorri tra le dita, un sogno ormai diventa la tua vita. Non andar via, via, via. Non andar via, via, via. Stringo forte gli occhi, resta ancora un minuto, non ti chiedo un'ora, non andar via, via, via. Non andar via, via, via. Ma ecco già sparisce il tuo bel viso, resta soltanto l'ombra di un sorriso, poi tutto si confonde nella mente e non rimane niente, proprio niente. Non andar via, via, via. Non andar via, via, Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a voi che siete stati qui e mi avete tenuto compagnia, siete stato un pubblico splendido, grazie, grazie agli amici che sono stati con me, hanno condiviso con me questa avventura. Grazie a tutti gli artisti che mi hanno onorato della loro presenza in questo Daphne & Friends, quindi grazie a Vilma Goic, grazie a Angelo Petruccetti, grazie a Gianni Nazzaro, Lorenza Bettarelli e Don Bachi, quindi grazie ai Friends di questa quarta edizione, grazie a voi pubblico che ci seguite, che mi seguite, che dimostrate il vostro affetto, vi ringrazio veramente tantissimo per il vostro calore. Grazie alla regia! Quindi
Ringrazio tutti i tecnici qui in studio, i cameraman. Ricordatevi che vince un premio quello che mi riesce a fare sembrare magra. Quindi mi raccomando ragazzi, impegnatevi e vincete un premio. Grazie alla regia, a tutti coloro che sono con il nostro produttore patron Gianni Turco. Grazie ai fratelli Sciscione per la loro ospitalità e per l'assistenza tecnica. Chi mi dimentico? C'è Luciano, Giuseppe, Turco, dimmi tu se ho dimenticato qualcuno. Lucrezia. No, non hai dimenticato. Non ho dimenticato nessuno, quindi no. guardati intorno. No, c'è Daniele. Giuseppe Luciano Morelli. Giuseppe Luciano Morelli, il mio assistente alla regia. Assistente alla regia. Se non fosse per lui la farei meglio. Ecco, quindi Luciano abbi pazienza, questo è il Turco. E ringraziamo anche il mio fonico Daniele, che è sempre stato molto carino, con tutti i suoi assistenti qui in studio. E chiamo qui vicino a me il corpo di ballo del Daphne Friends 4. Eccoli. Ora, la chicca finale ci vuole. Voi dovete sapere che questa cosa dei fiori sembra Fabrizio, no, dice t'ha portato i fiori. No. I fiori sono un'idea del Turco, che cerca di fare questa cosa senza che io me ne possa accorgere. Quindi manda un messaggio ad Antonio, al mio compagno, dicendo: mi raccomando, ricordati di prendere i fiori a Daphne. Il bello è che prima dell'arrivo di questi fiori se la sono cantata tutte e due, perché Antonio non è riuscito a mantenere il segreto, per cui ha detto: oddio, mo i fiori dove li prendo? Quindi quali fiori? Io ho fatto finta, no? Ok. Poi sono andata a prendere il Turco, ho preso il Turco, lui da una cosa e l'altra dice: vabbè, alla fine i fiori chi li porta? Dico, vabbè, ho capito, quindi doveva essere, no? Quindi, grazie comunque perché sono bellissimi. Non me li sono scelti, questi devo dire hanno scelto loro, quindi grazie anche ad Antonio per il contributo. Io adesso per il finale però li appoggio qui. Un secondino, se no fanno una finaccia, invece questi devono reggere perché sono bellissimi. E presento questo corpo di ballo splendido che mi ha tenuto compagnia durante questa quarta edizione. Io sono Gioia. Gioia. Elisa. Elisa. Antonella. Antonella. Giulia. Giulia. Di qua. Jarno. Jarno. Mattias. Mattias. Andrea. Andrea. E Fabrizio. E Fabrizio Musilli, il coreografo. Coreografo, ballerino, mio compagno di viaggio in alcune delle mie avventure. Bene, per chiudere il Daphne & Friends ci voleva la sigla. Ovviamente c'è stata una discussione per decidere quale dovesse essere questa sigla. E il Turco ha tirato fuori una canzone che io ho risposto: questa la sai solo tu. E lui ha detto: non è vero, è una famosissima canzone di Claudio Villa. E io ho risposto: la sai comunque solo tu. Però ha detto: no, la devi sentire, perché il testo è proprio azzeccato, perché è una canzone che tu canti al pubblico, dove dice al pubblico che nonostante siamo arrivati alla fine di questo Daphne & Friends, non è vero che è la fine, non è vero che è la fine di questa serata, non è vero che è la fine di questa storia, anzi è una bugia, perché alla fin fine non riusciamo a stare troppo separati. Ed è vero, perché infatti già stiamo lavorando sulla prossima edizione di Mille Voci e sulla prossima edizione del Daphne & Friends. Quindi è vero che non ci diciamo un addio, ma ci diciamo un arrivederci. Quindi grazie a tutti, una splendida bugia. Sigla! È già passata un'altra sera, il nostro incontro ormai finisce qui. Forse staremo insieme ancora, ma adesso salutiamoci così, come se fosse
l'ultima volta, questa sarà per te, ma è solo fantasia, è pura fantasia, un sogno inutile perché è una splendida bugia questa sera dirsi addio, addio per sempre, quando poi c'è qualche cosa fra di noi che non potrà finire mai. È una splendida bugia che diciamo tu ed io, e lì per lì sappiamo già che poi nessuno di noi due, amore mio, la manterrà. Ci vogliamo troppo bene, stiamo troppo bene insieme, ed ogni volta questo addio ci lega sempre un po' di più, ti fa sentire ancora mio, mi fa sentire ancora tua, perché è una splendida bugia. Diciamo tu ed io, e lì per lì sappiamo già che poi nessuno di noi due, amore mio, la manterrà. Ci vogliamo troppo bene, stiamo troppo bene insieme, ed ogni volta questo addio ci lega sempre un po' di più, ti fa sentire ancora mio, mi fa sentire ancora tua, perché è una splendida bugia. Ci vogliamo troppo bene, stiamo troppo bene insieme, ed ogni volta questo addio ci lega sempre un po' di più, ti fa sentire ancora mio, mi fa sentire ancora tua, perché è una splendida bugia. Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Alla prossima edizione! Grazie! Grazie! Grazie, grazie, grazie a tutti, grazie!